gli ovali bianchi e blu. Wildwood è sicuramente più sereno nella seconda parte del percorso, all'inizio sembra più nervoso. Bene sulla gabbia. Van Paschen sta tirando, a questo punto il tempo diventa determinante, con un gran salto supera il passaggio di sentiero sulla prima addirittura e vedete con che galoppo si avvia alla conclusione. Avete visto Stani Van Paschen uscire al gran galoppo da questo secondo percorso, da questo barrage, con 0 penalità. Quindi è 83 secondi 04 il suo tempo, l'ha detto adesso Martuscello lo speaker al microfono, è evidentemente il cavallo da battere, il binomio da battere in questo barrage. Riprendiamo il discorso con il colonnello Ceto. Fra poco ci saranno le elezioni presidenziali del nuovo presidente, da qui verrà una nuova direzione oppure la vecchia. A questo punto oserei dire che gli sforzi devono essere fatti a livello comune, militari e civili, per ottenere i migliori risultati possibili e avvicinarsi al resto delle nazioni più progredite in questo campo. Intanto diciamo che in campo è Francesco Franco con Bjorn, anche lui lanciatissimo verso l'ultimo ostacolo, che riesce a passare. Purtroppo però c'era stato un errore nel corso della gara e quindi Franco chiude con 4 punti di penalità e non è in lizza per almeno adesso non è in lizza per il primo posto. Adesso in campo una amazzone svizzera, Andrea Fuchs. Bene alle balaustre che sono l'unico ostacolo di questa prima parte del percorso nel campo centrale, esce dal campo, si porta sul percorso esterno il doppio talus, bene, senza eccessive incertezze, rientra sul galoppatoio, adesso c'è il largo sulle botti, affrontato senza problemi. La Fuchs rientra nel campo centrale, c'è il verticale sul fosso, eccolo, un pizzico di fortuna l'aiuta in questo caso, benissimo invece sul largo successivo un passaggio di sentiero. E adesso la gabbia, bene sul largo d'entrata, bene anche sul largo d'uscita. Attenzione a questo percorso di Andrea Fuchs, è ancora senza errori, sta per affrontare gli ultimi 2 ostacoli, gran galoppo anche lei, il tempo è determinante per la vittoria finale, ricordiamo che il tempo di Matì era di 83. Velocissimo anche il suo passaggio, ma ascoltiamo Martuscelli, il tempo. Ha superato, ha battuto il tempo di Matì, 75 e 91 il tempo di Andrea Fuchs, quindi questo diventa il tempo da battere, è decisamente un tipo di gara entusiasmante. Questo, ecco, una gara a cui siamo abituati poco perché tutto sommato da noi è difficile vedere galoppare i cavalli in questo modo. E purtroppo dimentichiamo che il salto deriva dalla campagna e proprio il risultato, quest'ultimo risultato dovrebbe farci meditare, e cioè il galoppare, l'andare insieme col cavallo un po' più in avanti, forse ci potrebbe esserci di indirizzo, di indicazione nella soluzione di tanti problemi. Ormai si va in campo ostacoli regolando indietro, mai regolando in avanti. L'equitazione di campagna si è un po' persa. Tanto avete visto un errore di Bologni, il primo posto è compromesso, però c'è anche la possibilità. Il salto che dimostra quello che dicevo prima, regolare in avanti il cavallo, che salto che ha fatto sull'1,40.
Bologna adesso deve, come dicevamo, è il tempo che classifica a questo punto in questo barrage, quindi per conquistarsi il terzo posto, perché ci sono 2-0 ormai che sono evidentemente già avanti a lui, deve galoppare. Sta regolando indietro. È riuscito a passare la gabbia. Questi ostacoli prima facevano parte di una doppia gabbia, una addirittura piuttosto difficile, che ha selezionato molto, un verticale all'ingresso in campo e poi la doppia gabbia. L'ingresso in campo dopo c'è un errore, purtroppo c'è un errore, quindi Bologna passa a 8 e non è più in lizza nonostante la sua gran galoppata per il terzo posto. Come vedete, una gara decisamente di grandissima presa anche sul pubblico. L'ultimo cavaliere che entra in campo con 0 punti di penalità nella prima parte è Franzoni, anche lui aveva 0 penalità nella prima parte, ovviamente altrimenti non accederebbe al barrage, e il suo cavallo si chiama Oscar de la Dame. L'ultimo concorrente a questo barrage. Un cognome chiaramente di origine italiana, anche se Franzoni appartiene a tutti gli effetti alla scuola di equitazione d'Oltralpe. Bene, Altalus. E forse il commento che faceva Van Paschen l'altro giorno a Torino, cioè che in Italia tutto sommato l'equitazione è ancora appunto appannaggio di dilettanti, c'è poca professionalità. Beh, questo è un commento positivo da una parte, ma ormai non si può più parlare di dilettantismo in campo equestre quando ormai siamo al professionismo. Il professionismo vuol dire alta specializzazione, studio e serietà, di volontà, di intenti, e i risultati verranno di conseguenza. Franzoni ha commesso un errore su un largo che era il numero 5 del percorso precedente. C'è un salto piuttosto azzardato, mi pare, vero? Non ci sono dubbi, il cavallo non era più in mano al cavaliere, era un po' contro la mano e non si sono più trovati d'accordo. Adesso concede la libertà al cavallo, il cavallo si distende, tranquillizza la sua andatura e supera tranquillamente l'ultimo ostacolo. Ed ecco, mentre suonano le note dell'inno svizzero, la classifica definitiva di questo primo derby dei fiori. Come vedete ha vinto un amazzone, Andrea Fuchs, ne abbiamo parlato, una grande famiglia di cavalieri. Ha vinto con 0 penalità nel primo percorso, 0 nel barrage, e il tempo eccezionale di 75,91 su un percorso di 650 metri non è poco. Al secondo posto Stani Van Paschen, l'eterno premiato straniero dei concorsi internazionali italiani, su Wildwood, 0+0 anche per lui, 83,04 il tempo del barrage. Al quarto posto un cavaliere italiano, Francesco Franco su Bjorn, con 4 penalità nel barrage, 0 nel primo percorso e 77,50 di tempo nel barrage. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo appuntamento con gli sport equestri, che dovrebbero essere i campionati italiani seniores di completo a Monte di Bretti. Rispetto al campione. Uno sguardo adesso